dato che è già stato detto quasi tutto sul libro, su questo percorso che ho cercato di fare tra archivio e ricerca sul campo, perché poi ho fatto un'ottantina di ricerche, spero in profondità, tra Barbagia, Campidano e Oristanese. Vorrei riprendere il ruolo delle donne nell'alimentazione, perché così forse poi ci colleghiamo anche al bellissimo Donne in Vigna. Il ruolo delle donne è un ruolo di importanza capitale, un ruolo che spesso è misconosciuto o sottovalutato, un ruolo che tende a preservare appunto la tradizione e allo stesso tempo si fa promotore dell'innovazione, perché i primi sperimentalismi agrari in Sardegna, negli orti, li hanno fatti proprio le donne. Erano le donne che avevano la gestione degli orti, gli astrini, i barbaricini. Erano le donne quindi che dopo essersi fatti dare dal marito, dai padri, dai fratelli, diciamo la prima zappatura, essersi fatte aiutare, poi piantavano loro, mettevano loro i legni ed erano loro a fare i rincalzi, erano loro a seguire tutto il ciclo di queste piante. Erano loro che scambiavano le sementi, perché allora, lo sapete, sino a una cinquantina d'anni fa, sementi spesso non si compravano, ma si scambiavano, si conservavano da un anno all'altro le sementi delle piante che erano le più belle, quelle che si erano, diciamo, conservate meglio, che si erano comportate meglio, che non erano state attaccate dai vari parassiti, che avevano dato i frutti più grossi, che erano maturate nel momento più giusto, a cavallo tra la siccità, magari le prime piogge, che avevano un ciclo più breve, no? Isocorantino, ad esempio, un fagiolo che in 40 giorni, diciamo, riusciva a esprimere tutto se stesso. Ed erano le donne quindi che conservavano questi semi da un anno all'altro, erano le donne che li scambiavano con le vicine, i rapporti di buon vicinato erano essenziali, con le amiche, con le parenti. Erano le donne che al mattino andavano negli orti, raccoglievano i prodotti, li portavano a casa, li trasformavano, li andavano anche a vendere, perché in un momento storico in cui gli uomini spesso erano pastori, lontano da casa, emigrati, quello che l'orto offriva era un sostentamento molto importante, non solo per la famiglia, quindi per l'autoproduzione, l'autoconsumo, ma anche per ciò che di surplus si poteva vendere, commercializzare, soprattutto scambiare. I racconti in Barbagia sono pieni di donne che vendono patate in cambio di frutto, di verdura, di pianura, o che scambiano il grano in cambio di patate, o ancora, ed è un po' un racconto popolare, i bambini che vengono mandati con le patate, una patata e un fico d'India, perché magari a Ragoia, a Foni, il fico d'India non maturava, non arrivava a maturazione, quindi c'era il detto, no, e certo, e quando eravamo bambini davamo una patata in cambio di un fico, ma guarda un po', le patate valevano molto di più, ma era tale la voglia di mangiare figo morisca, così bello, fresco, in autunno, che si faceva anche questo. Quindi le donne sono sempre state, ovviamente, non solo al centro dell'economia, della produzione orticola, ma ancora di più regine della casa, regine della cucina, regine di grande intelligenza. La capacità del bricolage alimentare, di utilizzare tutto ciò che si ha a disposizione, o meglio, quel poco che si ha a disposizione, per ottenere delle pietanze saporite, gustose, piacevoli, nutrienti. Quindi ecco che anche queste piante americane spesso vengono utilizzate per fare prodotti